il go-kart è stata che, dovendo avere a disposizione la leva del cambio, mio padre si è ingegnato e ha usato la leva di una bicicletta. Abbiamo chiesto a un mio amico che abitava lì e per aumentare con le marce usavi il freno posteriore e per scalare usavi la leva del freno anteriore. Alta Non va più. ingegneria, alta ingegneria. Lorenzo Cossu! Ciao Lorenzo, Ciao. come stai prima di tutto? Ma bene, dai. Questo è il periodo in cui ci si allena, e tu ti alleni tutto l'anno. Sì, è un allenamento costante, proprio un misto di palestra, go-kart, palestra, proprio. Anche dieta, so. Dieta, sì, sì, sì. Quanto è ferrea la dieta? Il giusto, mi concedo almeno 1 o 2 giorni di sgarro, principalmente la sera. Rimanendo invece sull'allenamento, siamo qui allo Skindor, che è un po' la tua seconda casa, è qua che principalmente ti alleni, cosa rappresenta per te? Beh, rappresenta sicuramente un luogo dove mi sento accolto, l'ho sempre considerata la mia zona di comfort. E poi è anche un posto che adesso che ho la fortuna di poter correre fuori mi tiene, diciamo, con i piedi per terra e mi ricordo sempre che sono partito da qui. Da cui sei partito, sei arrivato a guidare addirittura la Ferrari e penso che per qualsiasi ragazzo che sogna di diventare un pilota, la Ferrari è veramente il massimo. E tu non solo hai guidato, tu hai vinto con la Ferrari e ti sei guadagnato, e da qui vorrei partire, l'invito a Maranello per il galà di fine anno. Che esperienza è stata? Incredibile, lo è stata di nuovo perché io ci sono stato sia nel 2022 che a dicembre del 2024. No, ma è una sensazione indescrivibile perché ti sembra di stare in un mondo a parte, perché dici, cioè, a fianco a me mi posso ritrovare tranquillamente Fisichella, o come è successo proprio nell'ultima cena, li a Fiorano, mi sono ritrovato in videochiamata con Leclerc assieme agli altri piloti professionisti, quindi cose che Cosa uno si la racconti e dicevano? ti Cosa hai prendono in giro. sentito? Ma io c'è sempre quel brivido di entrare lì, perché hanno come si dice, un edificio che riguarda proprio le attività endurance del mondo del Gran Turismo. Quindi come ci sono stato io che ho vinto il mio campionato italiano, c'erano Ricordiamo anche la anche. categoria. Sì, la mia categoria è il Gran Turismo. Nel 2024 ho vinto il National GT, che è questo campionato italiano non ufficiale, però comunque di alto livello, nella categoria GT Cup Light, sempre con Ferrari, con la scuderia Ravetto e Rubetti. E tra l'altro ci saranno stati anche piloti Ferrari che quest'anno, come nel 2023, 2024-2023, hanno vinto l'Ale Mans, penso ad esempio a Fuoco, a Giovinazzi. Loro c'erano, erano presenti, li hai avuti vicino? Allora, sì, con Giovinazzi, allora io ho parlato praticamente con quasi tutti gli ufficiali Ferrari. La sfortuna volle che Giovinazzi non c'era perché il giorno dopo si doveva sposare. Quindi abbiamo fatto una semplice videochiamata dove ovviamente parlava al pubblico, parlavano i piloti, però ho avuto la fortuna di parlare con Molina, con Nielsen e con Fuoco, che è l'equipaggio che ha vinto quest'anno. Mentre l'anno precedente aveva vinto Calato, Pierguidi e Giovinazzi, quindi cioè, un sogno è stato, Tra anche solo l'altro, vederli. immagino. Tra l'altro Giovinazzi è uno a cui si possono anche fare le domande sulla Formula 1, perché prima di Antonino è stato l'ultimo italiano a guidare in Formula 1, ma la Formula 1 che è il sogno di tutti i piloti, tu però hai anche parlato di Le Mans come sogni in tasca. Cosa rappresenterebbe per te Le Mans e quando è nata anche la passione per Le Mans? Perché solitamente nasce dopo quella della Formula 1. Allora, io a livello di passioni in generale è nato tutto prima con il rally, quindi è stato un percorso molto particolare. Io non ho mai avuto diciamo, la fissa di voler correre in Formula 1, di voler fare la 24 ore di Le Mans. Io le ho vissute queste cose crescendo, quindi relativamente da grande, se Quanti voglio. anni avevi più o meno, Più o meno adolescente? avevo sugli 11-12 anni che ho iniziato a dire, ah, però la Formula 1 non è male. Perché prima per me era sempre rally, drift, cioè io sono cresciuto a pane, Top Gear, giochi di rally, Gran Turismo. C'era Quindi un pilota che ti piaceva particolarmente? sì, nel rally Sebastian Loeb, che vabbè, per me a livello generale è il pilota più completo che ci sia. Cioè, si avvicinano per carità mostri che corrono nel Gran Turismo, mostri che corrono in Formula 1, come attualmente Max Verstappen, quindi per carità. Però mi sembra incredibile come un pilota come Loeb, che io stravedo sin da quando avevo 4-5 anni,
a 50 anni vince il Rally di Monte Carlo, ecco, questo per me mi fa capire che non ce n'è più nessuno. E tra l'altro dà anche un po' di speranza a tutti, perché se fino a 50 anni puoi riuscire a ottenere risultati, Sì, anche per chi si approccia come te a questo mondo, il tempo c'è. Ricordiamo, tu farai 21 anni a sì. novembre, quindi insomma, tempo ancora ne hai per crescere, un mondo complicato. Partiamo dagli inizi, tu appunto hai iniziato, tu stesso l'hai dichiarato, con la passione guardando prima di tutto le auto in TV, e si è parlato anche di rally. Sì. Poi il tuo mondo per la tua crescita viene più dai kart. Ti chiedo il primo approccio con i kart, le prime volte, che ricordi hai, se hai qualche episodio particolare magari che hai nel cuore. Sì, assolutamente. Io mi ricordo gran parte dei dettagli del primo go-kart che abbiamo acquistato a motore, perché il mio primo è stato un go-kart a pedali, quindi tra virgolette non fa testo, quindi diciamo così. Il primo vero go-kart è stato un go-kart che abbiamo preso io e mio padre in provincia di Oristano, in un paesino, Tertenia, l'ho disperso. Comunque questo paesino in un'officina dove c'era questo kart un po' impolverato che stavano dando a neanche un centinaio di euro. E io, insomma, dopo una giornata di scuola mi fa questa sorpresa, andiamo a prendere questo go-kart. Me lo ricordo ancora che era un go-kart, un settantino, cioè non esisteva neanche il 60 o il 100 o il 125, era un 70 cc, incredibile, a marce, mai vista una cosa del genere. Arancione con delle livree fatte probabilmente disegnate a matita. E da lì, insomma, abbiamo avuto modo di acquistarlo e successivamente, durante l'estate, quando magari mio padre non lavorava e io non ero con i miei amici a giocare in cortile, insomma, con il mio vicinato, l'abbiamo restaurato. Cioè, proprio abbiamo avuto, ti faccio un esempio, la roba più assurda di quel go-kart è stata che, dovendo avere a disposizione la leva del cambio, mio padre si è ingegnato e ha usato la leva di una bicicletta. Abbiamo chiesto a un mio amico che abitava lì e per aumentare con le marce usavi il freno posteriore e per scalare usavi la leva del freno anteriore. Alta Sembra più. ingegneria, alta ingegneria. Però è bello perché c'è anche questo approccio padre-figlio poi, così al mondo dei Sì, kart. Tuo padre però era esterno a questo mondo, sei tu che più o meno l'hai fatto entrare, poi adesso lui è al 100% vicino a te, anche lui ormai è quasi il suo secondo lavoro, aiutarti in questo mondo. Com'era all'inizio? Come l'ha vissuto all'inizio la tua famiglia, le tue prime gare, soprattutto magari anche le prime occasioni al di fuori della Sardegna? sì, allora diciamo che papà quando ha tempo libero lavora, perché il resto è sempre, ha sempre la testa impegnata per me, quindi è una grande fortuna, perché posso non essere particolarmente avvantaggiato a livello economico, ma sicuramente per coinvolgimento dei miei genitori cioè, Ti hanno non sempre potevo chiedere di supportato? meglio, perché cioè, con quel poco che abbiamo sempre avuto per correre, perché magari per fare una vita normale siamo sempre stati tranquilli, no? Però la cosa assurda è appunto il fatto che di essere cioè soltanto di pensare a tutto quello che è stato fatto per arrivare qua mette un po' i brividi, perché se ripenso a tutte le porte in faccia, tutte le arrabbiature, il nervoso, lo stress, anche di andare a spiegare a qualcuno il proprio progetto, le proprie idee e non sentirsi ascoltati. Quindi capisco in pieno mio padre, capisco in pieno chiunque poi sia intenzionato a proporre un proprio Insomma, diciamo progetto che e non essere all'inizio è più ascoltato. difficile. Ma perché secondo te questo? Perché poi in Sardegna non siamo così estranei al motorsport. Forse in Sardegna guardiamo più, si guarda più le moto, il motocross, magari per piste più adatte. Invece per quanto riguarda le quattro ruote c'è più difficoltà a emergere. Sì, assolutamente, perché nel Gran Turismo, salvo qualcuno che ha qualche origine sarda, sono l'unico sardo che corre in Gran Turismo, perché mi viene da pensare ad altri piloti, anche giovani, che hanno la fortuna di correre nel rally, alcuni che hanno la fortuna di correre anche nei campionati importanti di go-kart, anche mondiali, europei, quindi qualcuno c'è che davvero ce la sta mettendo tutta ed è anche una cosa bella, assolutamente. Però diciamo che per il mondo Gran Turismo venire qua in Sardegna è un vincolo, c'è una difficoltà incredibile, perché prima non ci sono piste adatte, perché la verità è quella. Secondo ha un team che magari ha la sede, che ne so, a Verona o a Vicenza, farsi quelle 2 ore di autostrada per andare a Cremona, faccio per esempio,
non glielo vieta nessuno ed è estremamente comodo e anche comodo a livello economico, quindi prendersi la nave, portarsi un camion con le macchine qui e ritornare magari la sera stessa diventa praticamente impossibile. Esatto. E questa distanza è anche quella che ti ha tanto limitato ancora oggi, nonostante hai 2 campionati italiani e un terzo posto nel 2023 europeo, che già questo dice tantissimo. Tu corri praticamente senza allenarti. Hai parlato della pista di Mores, che è una buona pista, però è molto diverso rispetto ad avere anche i fondi per allenarsi poi con la vettura che utilizzerai in quelle determinate piste. Sì, assolutamente, perché io ho avuto anche la fortuna di poter avere un go-kart a marcia KZ, però attualmente io non lo uso da più di un anno perché va sostenuta anche quel tipo di spesa, la benzina, le gomme, pagare la pista, che magari per una persona che è abituata a correre in go-kart lo mette in conto, ma per me è vincolante, perché tutto si fa pur di risparmiare in maniera che si possa avere tutto pronto per correre in macchina. Quindi anche l'allenamento in macchina non c'è, nel senso adesso con il passaggio di marchio, che ci arriviamo dopo. Adesso ci arriviamo. Col passaggio di marchio abbiamo avuto già la fortuna di fare 2 test, chiamiamoli conoscitivi, ma per l'esperienza in Ferrari c'era tutto il budget per poter correre nei campionati, non per fare i test. Vabbè, visto che l'hai introdotto, diciamolo, no? Quest'anno avresti l'opportunità, ancora non si può parlare di ufficialità, però hai avuto la proposta per correre in Lamborghini, che sarebbe un altro passo incredibile. Se si pensa dove si parte, poter dire già entro i 21 anni ti dirò guidato per fare Lamborghini, qualcosa di incredibile. E adesso purtroppo si andrà poi sempre nel mondo delle difficoltà, perché Lamborghini ti fa una proposta, tra l'altro raccontiamo anche che tu li hai anche sorpresi, mi hai detto un paio di giri ed eri praticamente quasi nei tempi dei loro piloti, 4 decimi. Io ero andato lì senza nessuna aspettativa, cioè sono andato con un mio amico che tra l'altro si allena qua al go-kart, cioè qua in kartodromo, ed è sempre stato un mio mentore. Quindi parlando del più e del meno, eravamo tranquilli, come dire, ma anche se dovessi prendere un determinato distacco dagli altri piloti, ci sta perché io arrivo da un'altra macchina, da un altro tipo di macchina, proprio una concezione totalmente diversa, una macchina molto più scorbutica, più nervosa, parlo della Lamborghini, e quindi avevo questa aspettativa qui, sì, mi ritroverò una macchina nervosa al volante, molto performante, però non ero preoccupato, ho detto vabbè la provo, male che vada non mi troverò bene, quindi ho detto vabbè proviamo. E ho fatto un turno. Anche perché poi, se posso dire, è comunque una bella esperienza anche solo provarla. Sì, cioè male che vada avevo detto guarda te, si vede che non ci troviamo, proviamo un'altra esperienza. Hai dovuto pagare per fare la prova? Cioè loro ti hanno proposta, ma tu hai dovuto pagare oppure Sì, per i test per correre comunque paghi? si paga sempre. Se posso chiederti quanto si paga per un test, non lo sai esattamente. Non lo so esattamente, purtroppo. Non ho un Ok, listino no. prezzi, non lo so. E quindi l'idea era andiamo lì, proviamo, conosciamo il team, che sono persone davvero serie, professionali, alla mano, che è fondamentale, perché anche l'ambiente ti dà molta più confidenza anche al volante. Ecco, col team tu come ti approcci? Che Ma carattere hai anche all'interno del paddock in generale? Ma io nell'approcciarmi sono generalmente timido, però parlo, cioè nel senso chiedo, sono curioso, voglio anche avere un rapporto umano, proprio per sentirmi a mio agio e poter proporre le mie idee o per magari cioè poter dire magari in cosa mi trovo in difficoltà, cioè trovarmi proprio a mio agio e per poter dire guarda, sinceramente nel guidarla così o nel fare questa curva in questo modo mi trovo un po' in difficoltà. E invece in pista, che carattere hai? Ma in pista mi chiedono spesso, ma cosa provi quando corri, il brivido? Io non provo niente. Dico, ma il tuo stile come ti senti? Uno più pulito, uno più aggressivo? Ma sicuramente uno pulito. Però provando la macchina, provando questo tipo di macchina, ho scoperto di trovarmi molto bene in una situazione di sovrasterzo, quindi di sentirmi sul limite della gomma, cosa che magari con la Ferrari non riuscivo a percepire subito. Quindi mi sono sempre un po' trovato impacciato da quel punto di vista. Con questo invece mi hanno detto, stai attento perché è nervosa, in frenata, in uscita dalle curve. E io ho detto, sì, ho scoperto che mi piace proprio per quello. Quindi
E quindi potrebbe essere veramente un binomio perfetto. Lo spero. Ehm, Per ora Quanto ti hanno chiesto? Lo sai questo? eh, non si parla meno di un centinaio. Però comunque loro ti hanno garantito, cioè hanno deciso che vogliono puntare su di te Sì, e non ce hanno, l'aspettavamo e hanno particolarmente. detto comunque che una parte la metteranno loro, anche una parte importante. Cioè a te hanno chiesto tanto, però comunque sarebbe una piccola fetta in confronto al totale. Nel senso che c'è il fatto che loro magari tolgono anche quella che può essere considerata una piccola parte, tra molte virgolette, è comunque un grande sacrificio anche per loro, perché comunque hanno tanti piloti, hanno più di 3-4 macchine da gestire, tra il programma clienti per chi vuole provare l'esperienza e il programma, diciamo, chiamiamolo il reparto corse, che hanno due macchine, scusami, hanno entrambe due Lamborghini Huracan e quindi cioè, hanno fatto un grande sacrificio anche in quello perché hanno detto facciamo di tutto pur di accaparrarci Lorenzo. Ci è stato detto questo, infatti non mi aspettavo questo tipo di risposta, mi aspettavo sì, sei stato Diciamo bravino, te che è la sei tanta cavata. roba. Per quello poi che uno Io può sono rimasto ambire e stupito perché ho sognare. detto la giornata è andata così, io sono riuscito a fare il mio miglior tempo nel secondo turno quando ho girato da solo nell'arco di 3-4 giri. E quindi ho detto va bene, ok, questo è un tempo di riferimento, vedo cosa ho da migliorare e poi vediamo, perché c'è anche la Mhm. pausa pranzo di mezzo, insomma, no, un test vero e Quanto ore proprio. è durato il test? Ma una... Purtroppo allora è partito in ritardo per via della nebbia, qui a Ok, Cremona c'erano banchi di nebbia, c'è la visibilità neanche un centinaio di metri. Proprio, infatti se si guarda l'onboard di ok. quella giornata, sembra che è inquadrata, è messa male la fotocamera, cioè la videocamera, e un po' lo è, ma in realtà non si vede niente, io vedevo poco e nulla. Quindi sono andato un po' a memoria, poi verso la fine è migliorato molto anche il meteo. Ma la giornata è stata rimandata, cioè è stata allungata di almeno 2 ore, perché per le prime 2 ore non si vedeva niente. Ci vedevamo noi, poi uscivamo, aprivamo diciamo, il garage, E da lì non faceva. non si vedeva più niente. Quindi è andata così, io ho fatto un test, convinto, cioè ho fatto il mio miglior tempo, convinto che dico, vabbè, adesso sai, l'altro pilota mi prenderà a schiaffi, perché me l'aspettavo, ho detto, non sì, è la prima volta che provo la macchina, cioè ok con l'esperienza, quello che vuoi, però è sempre una macchina nuova. Per poi scoprire che sì, mi ha dato 4 decimi, che nell'ambito GT non sono pochi, però se consideri l'esperienza dell'altro pilota, che comunque è un bravissimo Infatti, pilota, quello poi, prima giornata, comunque conoscere una macchina nuova, sì, ci la scena sono tanti dettagli. è stata un po' imbarazzante perché io mi aspettavo, sì, sì, bravo, però l'altro ha fatto questo tempo, e quindi va bene così. Infatti sono stato preso in disparte e mi è stato detto, guarda che hai girato quel tanto, va molto bene. E a me quello mi ha un po' messo in Cosa hai soggezione provato lì? perché Ah, più soggezione, sai, pensavo più consapevolezza sì, del lo senti tipo, dopo, cavolo, per adesso posso carità. veramente. Sì, lo senti dopo perché è una bella sensazione, però cioè, a primo impatto dici, oh mamma, è una situazione nuova, è una situazione molto positiva e per come l'affronto io mi sono sentito un attimo, oh, Tu come che ti sta senti in questo succedendo? momento? Cioè, ti senti un. Ora comunque hai vinto 2 volte un campionato italiano, ti sei fatto notare anche a livello europeo. Quanto senti, cioè hai la consapevolezza di poter veramente fare una vita da pilota, che tu stesso hai detto non si può forse definire ancora al 100% perché il pilota è quello che veramente ci guadagna. Esatto. Però senti di poter arrivare a quello? E se sì, ti dico anche da quando è arrivato quel momento. Ma per le persone che ho attorno ti direi di sì, perché ho tante persone che credono in me, che si impegnano, che sono impegnate anche negli anni scorsi. Magari persone che non operano più con me, che non lavorano più diciamo, nel nostro piccolo gruppo, ma che sono state comunque fondamentali. Quindi per come è andato il percorso e per come sta andando e per come tutti diciamo camminano, remano verso la stessa parte, ti dico di sì. Me E in lo questo auguro. percorso, proprio pensando che hai vinto 2 campionati, momenti speciali, anche gare magari che ricorderai per sempre, che avrai per sempre nel tuo cuore. Beh, gare importanti. Allora, magari le vittorie, tanto quanto. Io mi ricordo una gara che avevo fatto molto bene, che è stata fatta nell'Europeo in Spagna, che mi sono ritrovato ad avere un ottimo ritmo
E qui sono rimasto stupito di me stesso perché avevo finalmente trovato quella confidenza che nel corso magari del campionato precedente mi mancava, proprio per una questione mia, che magari ho anche girato, però ogni tanto manca quello sblocco lì che ti consente di andare un filino più vicino al limite. E in quella gara l'avevo trovato, quindi mi sono sentito, me la ricordo Ti sei veramente proprio. goduto la gara? Questo Sì, sarebbe. sì, 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 sì. E correre in Europa, in confronto, quando passi a fare un campionato europeo, che hai fatto prevalentemente, ricordami, tra Spagna, Francia e Germania, se Sì, ricordo bene, esatto. anche lì che si prova a fare il giro dell'Europa, dopo che comunque sei cresciuto correndo prima a casa tua, qui in Sardegna, poi in Italia. È una bella sensazione perché poi ti rendi conto anche del livello delle piste che ci sono in Italia, che è estremamente alto. Quindi quando senti parlare di Misano, di Mugello, di Monza, per poi andare in piste come può essere Hockenheim, Estoril, Paul Ricard, quindi circuiti F1, perché alla fine di quello Sì. si tratta, dici, sono impianti pazzeschi, sono spesso posizionati su paesi davvero carini, proprio belli da visitare, quindi ti godi anche l'esperienza generale, perché uno va lì e dice voglio correre, voglio vincere, voglio tutto, però in quei momenti in cui puoi staccare, puoi liberare un po' la mente, ti rendi conto che stai comunque viaggiando in tutta Europa, quindi è una bella sensazione anche mangiare con la squadra, rendersi conto che non stanno parlando in italiano ma in portoghese, faccio per esempio, e quindi è una bella sensazione. E invece la tua pista preferita tra tutte quelle su cui hai guidato è una pista in cui ancora non ti è capitato e vorresti invece farlo? Allora, pista preferita? Bella domanda, perché ogni giorno se ci penso te ne dico una diversa, perché ti potrei dire oggi Monza, ti potrei dire domani Vallelunga. Per dire Vallelunga per la storia che ha e per determinate caratteristiche mi piace davvero tanto. Magari dipende anche da che macchina guidi, Sì, che quello lo magari è più godibile la scopriremo. pista. Sì, spero di poter dire Imola, perché se tutto va bene nel calendario ci sarà E Imola. ci hai già guidato a Imola? No, E vedi, quindi potremmo dire che anche quella è la pista in però cui pista, vorresti guidare, oppure sì, c'è qualcuna che assolutamente. è sopra anche queste, che è proprio nel tuo cuore. Però nel mio cuore ce ne sono due, che tolto il Nürburgring, che è quella pista da 20 km, che è pazzesca, in cui vorrei correre proprio a tutti i costi, sono Spa, che è in Belgio, e Suzuka, che è in Giappone. Proprio queste due come obiettivo. Ecco, guarda, mi hai detto un altro assist, adesso probabilmente chi seguirà questa intervista sarà già passato il weekend a Suzuka, visto che ci corre la Sì, Formula 1 proprio questo sì. weekend. Quanto la segui la Formula 1? Sei tifoso Ferrari? Sì, la seguo per quanto riesco, sì, sono tifoso Ferrari Cosa, assolutamente. cosa ne pensi di questo inizio di mondiale? Purtroppo è brutto dirlo, ma non è una novità. Non faccio finta di essere scioccato perché non vincono, non vincono da quasi 20 anni ed è un gran peccato perché la qualità di piloti che hanno avuto in tutti questi anni è stato davvero un peccato magari essere a un tanto così dal vincerlo, che sia un mondiale piloti o un mondiale costruttori, è un grande peccato. Insomma, si fa sempre il tifo per carità, però è estenuante essere un fan della Ferrari. Tu che un po' stai come quello tantissimo, specialmente per Nella Formula chi 1, nel Gran Turismo hanno quasi sempre regalato ottime soddisfazioni. Per quel poco che ho poi tra l'altro seguito, anche con l'IndyCar adesso hanno sì, ripreso, c'è Prema. hanno, Sì, hanno corretto. ripreso la grande. Volevo chiederti, invece nell'attualità, sempre in Formula 1, si parla di un'idea di ritorno al V10 con ormai con dei gasoli sintetici. Tu cosa ne pensi? Ma Ti io piace quel sound? Ti piacerebbe che si andasse in quella direzione? Oppure in cuor tuo sei più fan della parte elettrica? no, sono molto contento dovesse ritornare il V10, però in maniera sostenibile, perché sarebbe più coerente del fatto che magari portino un motore nuovo con una nuova parte elettrica, trasportati in camion che inquinano come disperati e con dei Boeing 747 per trasportarli da un continente all'altro o da una nave. Quindi sarebbe più coerente dire sì,
sono macchine che inquinano, non ci nascondiamo dietro un dito, però lo facciamo nel modo più sostenibile possibile, promuovendo il fatto che esiste un combustibile, come si dice, un carburante sostenibile che possa essere anche diciamo, dare una spinta anche magari nel mondo stradale, che quindi lì riduci i grossi impatti, almeno per quanto ne so, non sono esattamente informatissimi. Ascolta, invece di Antonelli, visto che parliamo tra giovani piloti italiani, Antonelli è uno di quelli che ha avuto tanta fiducia, cosa ne pensi di lui come pilota? È un grande. Secondo te riuscirà a lottare veramente per un mondiale prima o poi? Ha quella stazza? Glielo auguro, perché quando mi capitava di guardare le gare di go-kart sue, dicevo, è un mostro. L'hai mai incrociato in qualche... Io Ci avete mai incrociato. parlato? Non lo so. Non ci siamo parlati, ma abbiamo avuto la possibilità, io e mio padre, di parlare con il padre, e detto molto sinceramente non mi sorprende che sia lì, perché il padre ha un team di Gran Turismo, ma a prescindere ha parlato del fatto che anche lui, pur avendo un team, non poteva sostenere la spesa per fare la scalata, cioè sarebbe stato, diciamo, relegato nel correre nel mondo GT. Cosa ha fatto la differenza a lui? L'arrivo di Mercedes all'Accademia penso o abbia fatto qualcos'altro? abbia fatto la differenza a Mercedes, ma poi ha fatto la differenza il fatto che da quando è stato annotato da Mercedes, lui ha Ha tirato già gli da prima, sponsor. ma poi già da prima vinceva tutto. Quindi io lo difenderò a spada tratta qualsiasi cosa succeda, perché è un grande lui, e immagino anche la famiglia, perché il ragazzo è venuto davvero su bene, cioè è un piacere sentirlo anche parlare, questo molto sinceramente. E poi anche nel GT ha fatto una gara e ha vinto, Quindi, perfetto così. però anche tu, i risultati ce li hai, allora ti chiedo, comunque già convinto la Ferrari, hai guidato con la Ferrari, hai questa grande opportunità con Lamborghini, cosa manca per convincere anche sponsor, investitori, ma anche al di fuori magari della Sardegna dove non c'è quell'abitudine? Beh, manca sicuramente il fatto Cioè, che... ti voglio chiedere, Sì. promuovete a dei possibili investitori perché gli sponsor dovrebbero puntare su Lorenzo Corso? Vi prego, no. No, allora, diciamo che la possibilità è che, primo, si tratta di un team Lamborghini, quindi già avere un proprio marchio su una macchina come quella, io da azienda lo farei a prescindere, primo perché sarei un appassionato, secondo perché mi rendo conto che corre nel campionato ufficiale Gran Turismo italiano, dove corrono piloti come Arthur Leclerc, Giancarlo Fisichella, e quindi dove ci sono piloti di livello estremamente alto che portano pubblicità, portano copertura a livello mediatico. C'è un campionato che negli ultimi 2 anni ha fatto un salto che non ha fatto neanche quando ci sono arrivato io, ha fatto un salto quasi l'anno dopo, perché l'anno prima avevano corso Fisichella e Barrichello insieme, e già quello dà un'idea anche del livello, no? Ma poi anche tutti i pro e gli AM fortissimi che corrono in quel campionato dà visibilità, perché sono sempre più macchine, sempre più avvincenti le gare, sempre più belle le piste, gli impianti, sempre più interessanti anche i format, perché cambiano, vanno da 2 a 3 ore, e poi la qualità video, c'è anche la possibilità di avere il proprio marchio in pista, cioè ci sono tanti aspetti che potrebbero dire a un'azienda fallo perché è un'ottima opportunità. E allora, grazie Lorenzo, in bocca al lupo, speriamo di vederti guidare Lamborghini, speriamo di vederti vincere e scalare Speriamo, sempre dai. di più e di arrivare il più alto possibile, e se non deve essere Formula 1 che sia almeno Le Mans. Ah, volentieri. Grazie mille. Grazie a te. Così to la chiusura, tanto non me la metti la seta di mano, è solo per chiuderlo. Quanto abbiamo fatto di tempo? Non ho guardato, molto? 50 minuti. No.